Quartiere Bertesinella, quartiere della periferia all'estremità orientale del comune di Vicenza, formalmente parte della città ma con un forte senso identitario, nato negli anni 50 alle sembianze di un paese simile a quelli sorti lungo le strade principali. Siamo in città ma siamo come fossimo in provincia. In via Bachelet il Parco Alberato diventa luogo di ritrovo per gli anziani, i residenti in zona e per chi viene a portare a spasso il cane che chiede un'area riservata allo sgambettamento. L'area cani, perché ce ne sono tantissimi, non si può mollarli ed è un casino proprio, perché si litiga continuamente, ci vorrebbe quella. Lei ha un cane? Sì, appunto, è proprio per quello. L'area cani sicuramente potrebbe essere una cosa utile, anche se effettivamente qui cani ce ne sono tanti, ma bene o male si gestisce lo spazio a disposizione anche senza l'utilizzo di una vera e propria area riservata. So che appunto era stata predisposta una petizione qua da alcuni residenti del luogo, non so se poi sia stata portata a termine la cosa e se la fanno ben venga, insomma sarà sicuramente una cosa utile a mantenere più pulito. La pista ciclabile sarebbe da seguire un po' di più, c'è una pista ciclabile qui dietro che sarebbe da seguire un po' di più. Residenti che non denunciano particolari carenze chiedono però che ci sia maggiore sorveglianza notturna, specie rivolta alle aggregazioni giovanili e maggiori controlli sulla velocità dei veicoli. È un po' più di vigilanza perché questo parco dopo una certa ora effettivamente non è molto ben frequentato. La sicurezza abbastanza, sì, ci vorrebbe, non è che sia proprio un posto malvagio, no, assolutamente. L'unica cosa, ecco. Qualche controllo in più, dice lei? Sì, qualche controllo di sera, sì, ci sono i ragazzi, come dappertutto, però non è proprio una cosa esagerata. C'è gente che tende a correre nelle strade e non pensano mica che essendo strade di quartiere ci sono bambini anche. Ecco. Quindi lei chiederebbe più controlli per la velocità? Che ci fosse un attimo, sì, che si facesse vedere la pulizia e questo va bene anche di sera per via della delinquenza. La sicurezza di, per esempio, questo incrocio qua che è molto pericoloso, è successo un paio di incidenti, meno male che non erano tanto gravi.